Questo è l'Isonzo, e qui meglio mi sono riconosciuto, una docile fibra dell'universo. L'Isonzo incanta e innamora. Lo fa dal primo all'ultimo sguardo, da quando emerge a 984 metri tra le rocce delle Alpi Giulie, in Slovenia, a quando si abbandona dopo 136 chilometri tra le braccia dell'Adriatico. Il suo nome sloveno è femminile, Soča. Per Simon Gregorčič è la figlia meravigliosa dei monti. Dopo soli pochi metri dalla sorgente, quel filo d'acqua disegna ricami d'argento. Eccomi, guardami, seguimi. Ho tante cose da mostrarti, tante storie da raccontarti. Accolgo l'invito e mi preparo a viaggiare nel tempo del fiume, le stagioni dell'Isonzo. Questo forse è il messaggio più importante che il fiume ci dà durante la sua primavera: diventare ponti di contatto fra culture, popoli e lingue diverse. A una svolta della strada asfaltata che sale verso il passo Vršić, una statua in bronzo rappresenta Julius Kugi, il cantore e lo scopritore delle Alpi Giulie. Come non sentirsi attratti, come lui, dalla bellezza di queste montagne? Bianche, austere, le Alpi Giulie nutrono le leggende popolari slovene. La più famosa è la storia di Zlatorog, il camoscio bianco dalle corna d'oro. Non lontano si trova il giardino alpino Juliana. Tra le molte altre vi cresce una pianta molto simile alla famosa Scabiosa 30, il fiore misterioso che Julius cercò per tutta la vita. Quella ricerca gli permise di sperare e perfino di pregustare la gioia della scoperta. La Scabiosa 30, il fiore che dona la felicità, rifiorisce per chi lo cerca a ogni primavera. Lungo il Soskapot, la corrente del fiume scivola spumeggiante di sasso in sasso, con colori che vanno dal verde smeraldo all'azzurro, dall'ocra all'oro. La voce dell'acqua si mescola a quella di Kugi. Ti saluto, verde e scrosciante Isonzo. In Val Trenta si trova anche il borgo di Trenta, un pugno di case raccolte intorno a una chiesetta, un santuario che mantiene ancora lo spirito che deve proprio aver conosciuto anche Julius Kugi. E qui hanno abitato proprio alcuni dei protagonisti delle grandi spedizioni organizzate da Julius Kugi per andare a scoprire e a toccare con mano e piede per la prima volta le cime delle Alpi Giulie, come il famoso Komács, Anton Tuzbar. Sono bracconieri in realtà che gli insegnavano la strada per raggiungere le cime e che poi hanno potuto utilizzare le loro conoscenze e competenze diventando guide alpine. In corrispondenza di una strettoia fra i monti, il fiume ha modellato una serie di gole. All'entrata della Mala Corita, piccola forra, lo spumeggiare dell'acqua fa credere che il fiume scompaia nel sottosuolo. Ma l'Isonzo continua a scorrere in superficie. Un po' più a valle, la Velica Corita è la più impressionante. L'acqua spumeggiante si incunea fra le pareti dei monti, convoglia in un vortice e sembra inghiottita dalle gole profonde fino a 15 metri che ha scavato nel tempo. La cultura popolare spiega il fenomeno delle forre grazie ad una leggenda. Si racconta che vivessero un tempo 3 sorelle, Soča, Sava e Drava. La più giovane, Soča, sfidò le sorelle maggiori. Chi di noi arriverà per prima al mare? Una notte, mentre la sorella minore dormiva, Sava e Drava si incamminarono verso il mare. Quando Soča si svegliò, non vedendo le sue sorelle,
capì che erano partite senza aspettarla. Si mise immediatamente in viaggio e prese la strada più breve, scavando nei fianchi delle montagne, quando queste le impedivano il passaggio. Tanto fece e tanto corse che arrivò per prima al mare Adriatico, mentre le due sorelle, dopo aver attraversato vari paesi, dovettero affidarsi alle acque del Danubio per raggiungere finalmente il Mar Nero. Ogni leggenda ha un fondamento di verità. In questo caso sono forse le rapide dell'Isonzo, insieme alla lunghezza e all'orientamento dei fiumi, ad aver ispirato l'immaginario popolare. Nel suo percorso anche l'Isonzo, come il Tagliamento, intreccia liberamente i suoi canali. È una scia d'argento e di smeraldo che si fa strada tra boschi che si ricoprono d'oro in autunno, verso il cuore della montagna. Costretto dalle alte pareti dei monti che lo sovrastano, il letto del fiume si restringe di nuovo e forma la Velica Corita, la grande forra. Il colore dell'acqua è turchese, ma dove è più profonda diventa verde scuro. Non c'è nessun parapetto o divieto di avvicinarsi al bordo delle pareti a strapiombo. Qui ognuno cammina e si sporge a suo rischio e pericolo. L'acqua scivola, scorre, precipita e canta con voci dai 1000 toni diversi, formando un canto sempre nuovo e inaudito. L'Isonzo si distende, si allarga fra ghiaie, bassi fondali e piccole isole rocciose, come se volesse rallentare la sua corsa dopo la faticosa impresa nelle strettoie delle forre. Le lapidi di pietra del cimitero di guerra di Bovec non riportano nomi. È il cimitero dei militi ignoti. Nei dintorni di Bovec, Plezzo, il fiume scorre ai piedi di alcune fra le cime più belle delle Alpi Giulie, il gruppo del Monte Canin, il Mangart. La cascata del torrente Boka è la via di uscita slovena delle acque sotterranee del Canin. Quanti chilometri avranno percorso nel buio dei meandri carsici prima di uscire da quella bocca ciclopica? In una conca verde e curata si trova Caporetto, circondata da prati che spesso al mattino sono ricoperti da un velo di nebbia. Il sole la illumina e in breve la dissolve. Vista dall'alto, Caporetto è una località dalle abitazioni strette intorno alla chiesa. L'atmosfera che si respira è quella di un paese che vive in armonia con la natura che lo circonda. L'architettura è simile a quella italiana, ma è aperta anche ad altre culture. Gli sloveni hanno una grande considerazione per i poeti, perché sono profeti. Simon Gregorčić lo è stato in modo particolare per la lungimiranza con la quale ha annunciato la tragedia della Prima Guerra Mondiale nell'ode che ha dedicato all'Isonzo, Soci. Così scriveva: «Su te il ciel sereno si inarcherà, sulle tue sponde grandine di piombo, pioggia di sangue e lacrime a torrenti. Oh, che battaglia ardente!» Una mostra permanente del museo di Kobarid
ricostruisce le 12 battaglie dell'Isonzo. La visita commuove e infonde pietà nei confronti di tutte le vittime, unite da un unico destino. In cima al colle di Sant'Antonio si trova un grande monumento, un ossario italiano. Lungo la scalinata che accompagna il visitatore c'è una frase: onore a voi che qui cadeste valorosamente combattendo. Vorrei gridare invece mai più, ma credo che l'uomo porterà sempre in sé la bontà innocente di Abele e la violenza fratricida di Caino. Del resto è facile piangere sulla vittima, più difficile è compatire il carnefice, ma qui non ci sono né vincitori né vinti. Ma ecco di nuovo la voce e la livrea smeraldina del fiume. Oltre il ponte di Napoleone, chiamato così perché fu costruito al tempo della calata di Bonaparte, l'Isonzo continua a cantare e a danzare verso valle. Un sentiero nel bosco conduce alla cascata Kozak, l'ultima delle 9 che il torrente omonimo forma prima di confluire nell'Isonzo. Una colonna d'acqua di 15 metri precipita con fragore dall'alto. Armonia. Le strade che si sviluppano tra prati e campi coltivati, il silenzio che circonda i fienili, i piccoli cimiteri, i minuscoli paesi silenziosi e le chiesette campestri ricordano il Friuli agreste di 50 anni fa. Inizia qui il medio corso del fiume. L'alveo si allarga a formare un paesaggio di ampio respiro. Il fiume qui invita al riposo, alla solitudine e alla contemplazione. Tolmino è una gradevole città adagiata alla confluenza della Socia con la Tolminka. La mostra permanente del Museo di Tolmino riunisce le tracce della storia isontina. Il curatore è Miha Mlinar. Na mostu na Soči so arheologi odkrili eno izmed večjih grobišč. Sulla riva sinistra dell'Idria è stata scoperta la più grande necropoli dell'Isontino, contenente circa 7000 tombe preistoriche e di epoca romana. La prima età del ferro era molto ricca. I reperti di questa epoca hanno permesso di conoscere i riti di sepoltura e gli scambi di oggetti preziosi degli antichi abitanti del territorio. Uno di questi oggetti è un vaso di ceramica greco. La corrente rallenta, accoglie, rinfresca e permette di dedicarsi alle attività sportive. Ogni estate queste sponde ospitano una serie di festival di musica. Questo giocare dell'uomo è il modo più bello di partecipare alla festa del fiume. Un po' più a valle della confluenza tra la Socia e la Tolminka, la Socia in modo inaspettato si trasforma in lago. Il fiume si adagia tra i colli e i paesi che lo circondano. In fondo appare Most na Sochi, Santa Lucia. Canal ob Sochi,
Canale d'Isonzo è una pittoresca località dalle pareti a strapiombo sul fiume. Il suo ponte ad arcata unica supera una forra, frequentata nel periodo estivo da tuffatori provetti e amanti della natura. A Solcan Salcano, nel comune di Nova Gorizia, il fiume scorre sotto a un importante ponte automobilistico e a quello ferroviario poco distante. È un fiume che scorre tra due paesi confinanti che hanno culture e tradizioni completamente diverse, ma è un fiume più italiano o più sloveno? Beh, è un fiume dalla storia legata ad entrambi i paesi. Del resto è stato un testimone di una delle loro pagine più dolorose, più sanguinose. Eppure il fiume gioca con i confini, attraversa le frontiere saltellando di sasso in sasso. E del resto la storia è cambiata, dogane, passaporti non esistono più. Siamo noi invece che manteniamo in noi ancora in modo sicuramente anacronistico frontiere, un muro che non esistono più. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Si dice che i luoghi come questi, dove si è combattuto, siano luoghi di memoria, ma esiste anche una memoria dei luoghi. I sassi e i ruderi parlano, basta saperli ascoltare. C'è una voce che invita a salire fino quassù, sulle tracce della Prima Guerra Mondiale. Sul Monte Sabotino passa anche un tratto del cammino di San Martino. Come dice Marino Del Piccolo, autore di una guida di questo cammino, le trincee che si incontrano non sono solo memoria del passato, ma anche testimonianze di un presente di chiusura e di paura da combattere per andare verso l'altro, verso l'uomo. Questo è il cammino di San Martino. Il rosso del Sommaco ricorda il sangue versato sulle pietre aspre del Carso, l'autunno della civiltà. A Gorizia batte il ritmo binario del cuore della Mitteleuropa. Per quasi 60 anni questa città è stata divisa da un muro sovrastato da una rete metallica, un confine che è diventato un modo di vedere il mondo. Sì, è vero. Eppure il confine non è solo un limite invalicabile, può essere anche il confine, il punto al quale si arriva convergendo da direzioni opposte. Dopo la caduta di Aquileia, Gorizia è diventata il punto di riferimento spirituale e di vita della gente dell'Isonzo, posta all'incontro di vie e di genti, proiettata tra l'Istria, la Carinzia e il Friuli. Al centro della piazza, che dal 2004 è uno spazio pubblico pedonale, una placca rotonda indica l'antico confine di Stato. È un luogo nel quale fa bene incontrarsi. Nel cuore di Gorizia l'architettura asburgica ha lasciato la sua impronta anche nelle torri campanarie dalle cupole a cipolla della chiesa di Sant'Ignazio. Poco oltre l'abitato di Peteano, il fiume lambisce la cittadina di Gradisca d'Isonzo. Una piccola fortezza edificata con il contributo di Leonardo da Vinci, che ha messo in campo il suo genio per proteggere la città dalle invasioni turche.
Qui l'alveo del fiume si allarga e mostra effimere isole di ghiaia dai riflessi marmorei, che esaltano le suggestive tinte smeraldine delle sue acque. A Sagrado, durante le piene, l'Isonzo incute paura e sembra sul punto di tracimare. Oltre Sagrado compare l'ultimo ponte stradale sull'Isonzo, che collega Monfalcone e Grado. Sulla sponda destra del fiume, il villaggio dei pescatori consiste in un piccolo porto, 2 file di case affiancate e qualche rara abitazione sparsa. È fantastico, posso dire fantastico. Non ci sono macchine, non c'è tanta confusione, benissimo. Di solito noi abbiamo la sveglia sempre un'ora e mezza prima dell'alba. L'alba, diciamo, è sacra per noi. Tiriamo su le reti, togliamo il pesce, dopo siamo in 2 e uno dopo mette a posto le reti per l'indomani e uno porta giù al mercato il pesce. Siamo in 12-13 persone e dopo come pescatori siamo 2, 4, 6. Gabbiani, cormorani, cigni vivono qui a migliaia, in equilibrio armonico alla foce del fiume. Una parata in onore delle nozze, sempre più vicine, della socia Isonzo con il mare. Sulla sponda sinistra dell'Isonzo, all'interno della riserva naturale dell'Isola della Cona, si apre la sua foce. È il ritorno all'uno, dove ogni goccia contribuisce all'equilibrio meraviglioso e ciclico dell'essere. Nella riserva dell'Isola della Cona trovano riparo oltre 300 specie di uccelli tra stanziali e migratori. L'acqua del fiume incontra il mare, o forse è il mare che entra nel fiume. Le onde si allungano sulla sabbia con un lieve sciabordio, un canto d'amore in risposta al dono d'amore. L'inverno prepara la primavera, così come ogni goccia del fiume scende al mare per ritornare alla sorgente. È un miracolo questo, che dovrebbe farci riflettere sulla perfezione raggiunta dalla natura. Il mio andare e venire è quello della spola che tesse l'abito bianco alla sposa.